Ciao amici, per quelli che vedranno dopo questo video, stavo trasmettendo in diretta su Instagram, adesso sono passato su YouTube. Ciao a tutti, benvenuti. Sto preparando un impasto per domani, ho un'altra delle mie esperienze di Airbnb, quindi ci sono degli ospiti che verranno e ai quali insegnerò come preparare la pizza col metodo combo, per cui sto preparando un impasto di quelli proprio classici miei, quelli del metodo combo, quindi con olio, zucchero e da 24 ore, rigorosamente con lievito madre. Ecco, lievito madre un po' malandato perché l'ho lasciato un po' fuori dal frigo, ma funziona sempre. Per cui ho fatto un impasto con più o meno 1 kg di farina, 683 g di acqua, 14 g di olio, 34 g di sale, 14 g di zucchero ed infine 85 g di lievito madre. Ci sono domande ragazzi, non vedo chat, non so se sono io, se l'app che non mi fa vedere la chat o se siete voi che siete un po' silenziosi. Forza, non siate timidi. Ah, eccolo. Mi sembra un buon modo per iniziare. Ciao, ciao da Dublino. Ciao cane felino. Numero 1. Ciao, da Lyon. Comment ça va Lyon? Allora, ho usato per questo impasto una farina forte, strong, ci sono all'incirca 12 grammi di proteine, non so se si riesce a leggere, quindi è una farina discreta per le 24 ore ed è quello per cui utilizzo normalmente questa farina. Allora, ho inizialmente aggiunto metà della quantità della farina, quindi circa mezzo chilo, per creare la maglia glutinica, quindi l'ho fatto andare. Poi ho aggiunto ad un certo punto, dopo che è diventato cremoso, ho aggiunto il sale per farlo rinforzare e adesso sto aggiungendo il resto della farina. Vediamo un po'. Questo è un ottimo punto, Loris. Il punto è che in realtà io la cottura la faccio nel forno casalingo ed è una cottura che riesco a fare in 100 secondi. È cronometrato, cioè insegna proprio a cuocere la pizza in 90-100 secondi. E in realtà per questo tipo di cottura, dove ho bisogno proprio di una spinta forte, utilizzo il grill, proprio attacco quasi la pizza al grill, utilizzo il vapore, quindi libero un po' d'acqua sul fondo e mi assicuro di utilizzare dello zucchero per dare proprio una spinta in più. È vero che in questo modo la lievitazione va più veloce, però in realtà quando poi cuocio la pizza, in effetti ho la pizza che è un pochettino più scura, quindi non rimane bianca, ed è una pizza che risponde subito al calore, che ovviamente non è il calore del forno a legna, del forno a gas, tipo il Dropbox. Ah, ciao Malika! Io normalmente nell'impasto che faccio per il Rockbox o per il Pizza Party assolutamente non uso lo zucchero, anche perché l'impasto tende poi ad ammosciarsi prima, si compatta prima, perché ovviamente i lieviti mangiano tutto quello che c'è, spazzolano e l'impasto poi perde di forza, quindi poi diventa abbastanza difficile riuscire a stenderlo. Però in questo caso ho fatto proprio una comparazione
impasto senza zucchero, impasto con lo zucchero, ho visto che riesco ad avere un miglioramento proprio nella resa finale, che poi alla fine il motivo per cui sto facendo tutto sto casino è per riuscire ad avere una pizza che assomiglia a quella della pizzeria, pur sapendo che non è quella della pizzeria. E quindi bisogna per forza adottare dei trucchetti che facciano rendere meglio la cottura. E questo è uno di quelli, ma assolutamente parto dal disciplinare e poi l'ho modificato un po'. Allora, dopo che cominciate ad aggiungere la seconda metà della farina, l'impastatrice, se impastate con l'impastatrice, non deve andare molto velocemente, perché in realtà adesso lo scopo è quello di andare a incorporare la farina con la massa, per cui non dovete strapazzarla a questo punto, no, dovete strappare e dovete utilizzare l'elemento a foglia, non l'uncino o l'altro che normalmente si utilizza. Adesso vi faccio vedere, ecco qua, io utilizzo questo per la parte finale, ma prima della parte finale utilizzo quello a foglia. In realtà ho visto che la Kenwood adesso ne fa un altro, ne vende un altro e sembra più performante, diciamo, per la pizza, perché questo qua raccoglie dai lati, però non è proprio il top. Chissà che ne pensa Malika. Ok, la farina è quasi tutta aggiunta, prendo la spatola, mitica spatola, settimana scorsa mentre facevo la diretta a un certo punto è spuntata mia figlia. Grazie Titti, e se hai problemi contattami. Ciao a tutti. Loris. Sì, ma infatti adesso non si riesce a sentire perché parlo io, ma fa un rumore terribile, cigola tutto. Però voglio dire, ce l'ho da ben 7 anni e l'ho messa sempre sotto sforzo e a retto. Però sinceramente non è proprio la perfezione, cioè, non è sicuramente un'impastatrice di quelle professionali per, che ne so, 6 kg, 7 kg. Infatti, poiché poi diciamo, la planetaria non è grande abbastanza, adesso mentre giro, non so se notate qui, vedete il mio dito? Si sta raccogliendo l'impasto qui sotto e non dovrebbe. Spalle il forno. Lui è il piccolino, il rock box. Ok, aggiungo che la povera impastatrice si sta lamentando. Ok. E voilà. Ok. Lasciamo rilassare. Ok, vedete? Allora adesso raccolgo questa che è rimasta qui, perché cambiamo il gancio. E perché sto usando il cellulare anche per leggere la chat, non il computer, mi passano via le domande. Quanta farina per 6 persone? Quanta farina? Quindi per 6 persone sarebbero... E dipende da quanto grande vuoi fare le palline, insomma, quanto devono pesare le basi della pizza. Se le fai da 220, 220 sono 8, secondo me sono più o meno 800, 830, 850 grammi di farina, più o meno. Però io vi consiglio, ci sono un po' di siti,
cioè uno si chiama il calco alla pizza, un altro si chiama pizza calc. Sono molto molto utili e vi aiutano proprio per calcolare la quantità di lievito, eh, ma proprio tutti gli ingredienti in base alla quantità di farina o quanto impasto finale. Nel paese in cui fa il pizzaiolo, no, faccio un'altra professione, non sono pizzaiolo, sono solo un appassionato, diciamo uno fissato con la pizza. O meglio, poiché anni fa, quando mi sono trasferito prima in Inghilterra, non c'erano pizzerie decenti, poi mi sono trasferito a Milano tanti anni fa e di pizzerie ce n'erano davvero pochissime e non erano un granché. E quindi ho cominciato a fare diciamo, a cercare di capire come poter fare la pizza in casa e farla venire bene. Ho cominciato 13 anni fa con risultati pessimi, veramente risultati che a guardarli adesso dico ma come ho fatto, anche soltanto a mangiarne. Però sbagliando si impara e piano piano poi alla fine sono riuscito a trovare il metodo che volevo. Ok, è un po' umida, è normale che sia così. Adesso no ragazzi, allora per il rinfresco semplicemente io lo prendo non lo rinfresco prima di usarlo, e mi trovo bene, funziona benissimo. Eh, io rinfresco una settimana per un'altra, poi lo lascio in frigo e poi tiro fuori dal frigo, che ne so, 2 ore prima, 3 ore prima e, e poi lo utilizzo quindi a temperatura ambiente. E poi quando finisco di impastare lo rinfresco di nuovo. Sono sparito, eccomi. Allora, adesso ti sto dando sto colpetto con l'altro elemento, con l'uncino. Questa era la foglia che vi dicevo. Non dovete impastare con la foglia la usate solo per mettere insieme i vari ingredienti, per amalgamare, come dice lo chef Ruffi. Michele, ci vogliono i soldi. Aprire la pizzeria significa comunque fare un investimento iniziale, ma neanche altissimo, però comunque ci vuole. Non è, non è cosa facile, bisogna trovare prima i soldi. Però sì, insomma, almeno qui le persone adorano la pizza ed è un mercato, diciamo, che secondo me può funzionare. Che lavoro fai? Lavoro nel campo delle applicazioni, sono un designer e lavoro applicazioni per compagnie aeree. Tutte le volte che prendete, che ne so, EasyJet e usate l'app EasyJet, quella è un'app che ho fatto io. O se andate, che ne so, a Singapore e usate l'app di Singapore, quella l'ho fatta io. Ok, allora ragazzi, poiché è troppo l'impasto, preferisco proseguire a mano. Ok, allora prima di proseguire a mano, perché ho le mani un po' screpolate, metto i guanti. Ma davvero, ma nemmeno lo chef Ruff, guardate. Ecco qua. Allora, prendiamo l'impasto, vedete qui, bello bello idratato, al limite proprio dell'ingestibilità, 67%, con un tipo di farina forte ma non fortissima, quindi ha un assorbimento non eccessivo, quindi bisogna lavorarla un po'. Avete domande? Se ne farei, anche perché pizza all'estero non è che costino poco. Ma non costano poco perché in realtà i costi di gestione sono alti.
se una margherita, che ne so, costa 13 euro, è perché in realtà magari gli affitti costano molto più che in Italia. Poi vabbè, è tutto relativo, perché se affitti, che ne so, in centro a Milano, in Piazza Duomo magari pure è costoso. Mi sono dato soddisfazione forno a legna e credi una storia canta. E certo, certo. Beh, io lavoro a temperature più alte, nel senso che i due forni che ho li faccio andare intorno ai 450 gradi. Allora, aspettate che provo ad inquadrare l'impasto. Ecco qua. Non mi vedrete, ma tanto non vi perdete niente. Allora, vedete, è importante a questo punto cominciare a stenderlo così e poi, non dico fare le pieghe, però incominciare, ecco, a dargli un po' di consistenza. Allora, non è male, pensavo peggio, pensavo fosse più attaccaticcio, invece fortunatamente ha assorbito bene l'acqua. Allora, vedete, lo allargo in questo modo e poi lo ricopro. Allora, quando ad esempio lavorando con mia figlia, facendo il corso con mia figlia, ho notato che le persone preferiscono fare questo tipo di movimento, quindi una specie di salsicciotto, vedete? Poi lo si ricopre e si prosegue di nuovo e poi si fa così. Un po' scomodo lavorare coi guanti. Ok. E che forno a legna hai? Ok. Allora, nel frattempo vi dico Alfa Pizza, beh, un signor forno, Loris. Sì, sì, l'Alfa Pizza è quello d'acciaio. Il signor forno. No, lì, cacchio, arrivi a 500 gradi con la legna giusta in un attimo. No, io fortunatamente ho preso quelli che vanno sia a gas che a legna, perché comunque trovare la legna buona non è facile, anche se in Irlanda non è che c'è problema di reperibilità, però in realtà legna buona che possa durare e che assicuri una certa temperatura non è facile, non è facile. Infatti poi mi sono scocciato e quando lo uso preferisco il gas. Il gas è veloce, è duraturo e funziona meglio. Allora ragazzi, vedete che la massa comincia a prendere forma. Cerco di lavorarlo il meno possibile a sto punto, perché in realtà io l'impasto lo faccio riposare 3 volte. La prima volta per 20 minuti, la seconda volta per 10 minuti e l'ultima volta per 5, e poi passo allo staglio. Ora, con il metodo combo, lo staglio, cioè la divisione in panetti, la faccio da subito, perché mi sono reso conto che meno si tocca il panetto, eh, meglio cresce nel forno, quindi rende meglio. Per cui preferisco fare i panetti da subito e lasciarli lì. Anche se ovviamente dopo 24 ore i panetti non sono più tondi, sono quadrati, si attaccano, però quello non è un problema. Basta tagliarli e si riesce a lavorarli, poi si rifà la forma tonda e via. Allora, adesso non è che sia bellissimo da vedere perché siamo alla prima fase, vedete, è a buccia d'arancia, per
cui, ma quando succede questo non dovete disperarvi, perché in realtà siamo alla prima fase. Adesso lavorare con i guanti è un po' scocciante. Il punto è poi non lavorarla troppo, non lavorarla troppo, perché se la lavorate troppo si riscalda, e quando si riscalda l'impasto rende peggio, e quindi fate peggio. Allora, la refrattaria, in realtà ragazzi, il metodo combo si basa sull'uso della padella e del forno. Quindi che la refrattaria sia calda, se voi avete una refrattaria in forno, in realtà la dovete utilizzare soltanto come rialzo per avvicinarvi al grill, ma la parte diciamo della cottura del sotto della pizza deve avvenire sempre e soltanto nella padella, perché la refrattaria impiega circa 20 minuti ad andare in temperatura, e dopo che cucinate la prima pizza la refrattaria perde forse il 50% del calore, e quindi per riacquistarlo e certo si stressa troppo. Quindi se fate una pizza ci vogliono almeno altri 10 minuti per tornare di nuovo in temperatura. Però il problema della refrattaria è che, ecco qua ragazzi, vedete, è un po' più liscio, vedete? Però adesso questo ci interessa relativamente, perché adesso va fatta riposare, utilizzando uno straccio bagnato. Quindi io non consiglio di utilizzare la pietra refrattaria per cuocerla, perché la pietra refrattaria secondo me è di difficile utilizzo, perché ci vuole troppo per portarla in temperatura, e poi ci vuole un po' di più per cuocerla sotto, per cui per cuocerla bene sotto la si cuoce troppo sopra e diventa biscottata. Perciò alla fine, che avevo provato anche la refrattaria, ho provato tutto ragazzi, però i risultati migliori arrivano soltanto quando si utilizza padella, almeno nel mio caso, basandomi sulla mia esperienza. Allora ragazzi, adesso prendo questo straccio, lo bagno con dell'acqua tiepida e lo utilizziamo per coprire questo. Datemi un secondo. L'acqua è molto fredda, perché qua penso che siamo a 0 gradi, è prevista neve. Infatti in casa, nonostante i termosifoni, non ho più di 21 gradi, quindi sarà un pochino difficoltoso farlo crescere bene, però ho messo la quantità di lievito giusto per far sì che cresca bene. Allora, vedete, bisogna prendere lo straccio, adagiarlo sull'impasto, sulla massa, bello aderente, ok, e va fatto riposare per circa 20 minuti. Allora, prendiamo il timer, compagno di mille avventure, lo carichiamo, ecco qua, e parliamo. Ok, rispondendo a quello che diceva Loris, se si lavora troppo l'impasto si stressa, assolutamente, ma infatti avete visto anche nella planetaria non l'ho fatto stralavorare, perché altrimenti poi diventa difficile riuscire a riprenderlo. Quindi lavorarlo il meno possibile. E altra cosa importante, utilizzare, sembra assurdo, ma quando poi cominciate a fare le pieghe dovete utilizzare il meno possibile le mani, ma utilizzare tanto i polpastrelli, perché se utilizzate i palmi delle mani, quando lavorate l'impasto si attacca al palmo delle mani e lo strappate. Invece se utilizzate soltanto i polpastrelli molto velocemente, e con i polpastrelli andate a fare le pieghe, quindi acchiappate l'impasto con la punta delle dita, in questo modo non lo stressate, non lo strappate, non diventa attaccaticcio, e insomma riesce molto meglio. Allora, dove metti la padella? Allora, quando cuocio allora, faccio vedere la padella per farvi capire di cosa stiamo parlando. Allora, una padella vedete bassa, ok?
la metto nel forno, nella parte più alta del forno, diciamo quasi vicino, no, decisamente vicino al grill, quindi quasi a contatto col grill. In realtà, quando vedete nei miei video che utilizzo la refrattaria è un trucco che mi serve essenzialmente a due cose, a fare due cose. Uno, a tenere la pizza il più vicino possibile al grill, e la seconda cosa è quello di riuscire a chiudere lo sportello del forno, perché ovviamente se voi lasciate lo sportello aperto del forno, la pizza comunque viene cotta bene. Ci sono almeno un paio di video in cui ve lo faccio vedere. Però se riuscite a chiudere lo sportello, ovviamente non con la padella, perché essendo il manico in plastica si scioglie, ma quindi con un trucco, e nel mio caso è stato quello di mettere la refrattaria, chiudendo voi riuscite a trattenere il calore dentro, il vapore, perché prima di infornare, cioè prima di chiudere, spargo un po' d'acqua sul fondo del forno, e quindi il vapore sale su, chiudo. Questo è un trucco che ho visto fare quelli che fanno il pane, insomma, i panettieri. E quindi in questo modo sembra rimacinata. Sì, adesso ti rispondo. E chiudendo quindi lo sportello si ottimizza ancora di più, ed è lì che riesco ad avere una pizza in 100 secondi, che è proprio il record. 100 secondi quindi di forno, più il tempo che mi serve per condire la pizza sul fuoco, e che serve a fare la parte di giù. E volendo anche far crescere il cornicione, perché in realtà, ragazzi, se voi utilizzate un volgarissimo coperchio quando cuocete la pizza sul fuoco, in questo modo voi ricreate una sorta di ambiente tipo forno, e questo aiuta la pizza a crescere lì dove c'è il cornicione. Sì, metto un pentolino piccolo, lo svuoto anche un po', così l'acqua va a contatto con la parte inferiore del forno e quindi subito si vaporizza, e poi lo lascio dentro. L'altra domanda me la sono persa. Mi sono perso l'altra domanda. Chi è che mi ha posto la domanda? Forse sempre Loris. Quindi diciamo che il trucco funziona così. Allora, ho scoperto, va bene, bisogna però aspettare un pochino, perché adesso l'impasto si sta rilassando. Quindi il bimbo. Ah, semola, grazie mille. Semola, sì, l'ho usata, anche se in realtà la semola io la utilizzo più per fare il pane, perché diciamo che preferisco la pizza napoletana, quindi la pizza moscia, per intenderci, e non particolarmente croccante. Però se voglio fare un qualcosa di particolare, è chiaro, utilizzo la semola. A volte la semola, per dare proprio un sapore diverso, la utilizzo per stendere la pizza, e lì dà una nota particolare, quindi non croccante, però rilascia quel sapore della semola che cuoce un pochino, senza farla bruciare ovviamente. Anche se ultimamente ormai sto usando direttamente farina 00 per stenderla, e mi trovo bene. Sì, la spolverina alla fine è semola rimacinata di qualità inferiore, però la spolverina quella è gialla, è quella. Ok, allora, sono passati soltanto 6 minuti. Cosa possiamo fare nel frattempo? Vabbè, facciamo una cosa. Proviamo a fare il lievito. Allora, ho preso il lievito madre, che sta qui, ragazzi e ragazze. Allora, devo rinfrescarlo, ok? Perché l'ho usato, è rimasto un bel po' fuori dal frigo, e quindi il poverino deve di nuovo mangiare. Quindi prendo la planetaria, la pulisco un po', giusto per togliere l'eccesso di impasto dall'impasto precedente. E so che tutti i puristi del lievito madre diranno: no, no, metti in contatto i resti dell'impasto con
con il lievito madre. Oh! Ragazzi, ho provato a usarlo sto lievito madre in polvere. Sinceramente mi sono trovato sempre male, ma probabilmente non so come usarlo bene. Questo sarà il motivo, però tutte le volte che l'ho usato l'impasto non è mai cresciuto. Sinceramente l'ho fatto io, ce l'ho il mio, ce l'ho da 2 anni e un po', a qualche mese. Devi soltanto stare lì a rinfrescarlo tutte le settimane, ma facendo pizza tutte le settimane, una volta a settimana, riesce facile. Allora, 80 grammi di acqua, acqua a temperatura ambiente, salti in bocca, il procedimento è praticamente lo stesso, ragazzi, stesso tipo di impasto. Ecco, esagerato, lo sapevo. Sì, è lo stesso tipo di impasto, né più e né meno, soltanto cambia il modo in cui stendete l'impasto e la vicinanza al grill. Perché con i salti in bocca l'effetto è effetto pizza, però se lasciate il salto in bocca troppo vicino al grill si brucia, perché il salto in bocca, essendo stretto e lungo, a contatto col calore, dopo un tot numero di secondi, da piatto si gonfia all'improvviso, quindi l'aria fa alzare all'improvviso, e stando troppo vicino al grill ovviamente si brucia e rischiate un incendio. Per cui quando fate i salti in bocca, un consiglio che vi do è quello di portare il vassoietto, diciamo quello dove tenete che ne so, la padella oppure la refrattaria, di portarlo a metà del forno. Ci vuole un pochino in più per cuocerlo. Certo che si fa pure il calzone. Il calzone viene benissimo. Il calzone però, non avendo la pala, il problema del calzone è quello di riuscire a metterlo sulla padella. Un secondo solo, ragazzi, sto mettendo 250 grammi di lievito madre negli 80 grammi di acqua che ho messo prima. Dicevo, si può fare, c'ho un video al riguardo, e utilizzo un piatto come pala. Quindi io preparo il in pratica preparo la pizza dentro al piatto, mi assicuro di spolverare, di mettere un po' di farina sul fondo del piatto, e quando poi è ben, diciamo, la chiudo, posso farla scivolare sulla padella. In questo modo qua, perché se in realtà voi la pizza la fate su un piano, quindi il calzone su un ripiano, e poi dal ripiano te lo porti sulla padella, garantito al 100% con 67% di idratazione, che la rompete. Quindi l'unico modo è utilizzare una specie di pala, per chi non avesse una pala. Sì, rispondo alla questione del lievito mate versus lievito di birra. In effetti sì, se le quantità sono quelle, sinceramente, no, è inutile, però onestamente non vedo il vantaggio. E poi in realtà il vantaggio del lievito madre, sì, adesso ti dico. Il vantaggio del lievito madre è che è fresco, cioè te lo fai tu. Allora ragazzi, per il rinfresco, diciamo la ricetta, io lo faccio un po' più duro, poi in realtà la ricetta che ho trovato, quella diciamo che ho provato e riprovato, che ha un certo tipo di equilibrio. Ok, in pratica sono 200 grammi di lievito madre per 80 grammi di acqua per 120 grammi di farina. Quindi 80 acqua, 120 farina, e state a 200, più 200 di lievito madre, quindi in totale avete 400. Ciao, quanto lievito madre metti per ogni 100 grammi di farina? Hai saputo la pizza? Certo, ho festeggiato postando la foto di una pizza col metodo combo. Allora ragazzi, in realtà altro trucco, tra virgolette, quindi il segreto di Pulcinella, mi sono reso conto che in realtà il lievito madre, per misurarlo bene, dovete moltiplicare per 100. Quindi per esempio, se la ricetta della mia pizza dice che ci vogliono
0,63 grammi di lievito fresco, cioè meno di un grammo, 0,63, per sapere l'equivalente lievito madre dovete moltiplicare per 100, quindi 0,63 diventa 63 grammi, e questo vale in generale per tutte le dosi. Se per una ricetta ci vuole un grammo di lievito fresco, dovete metterne 100 di lievito madre, che sembra tanto, ma in realtà io mi auguro che voi un grammo di lievito fresco lo usiate per parecchi chili di farina, giusto? Ok ragazzi, allora usiamo la foglia di nuovo. E mescoliamo. Nel frattempo pesiamo la farina. Allora, a sto giro qua, in realtà lo faccio ormai da un po', utilizzo la farina integrale. Mi piace come viene il lievito madre con la farina integrale, ed uso la farina integrale che ha la crusca dentro, quindi viene sfiziosa, viene saporita, e c'è un qualcosa dà un qualcosa di diverso all'impasto quando si utilizza questo lievito madre. Ok, e mettiamo i 120 grammi di farina che vi dicevo. Ok, perfetto. E poi questa integrale assorbe in modo diverso l'acqua. Ve la faccio vedere. Non so se riuscite a vedere bene. C'è la crusca dentro. Ok, il lievito madre è quasi sciolto nell'acqua, liberando il suo tipico profumo. Nel frattempo l'impasto qua, mancano 6 minuti. Ok, cominciamo a mettere la farina. Il principio è lo stesso dell'impasto, quindi quando aggiungete la farina la spolverate. Magari rallentiamo un po'. Cosa pensi dell'entrata della pizza guidata per il patrimonio dell'UNESCO? Ragazzi, è una cosa bellissima, ma l'altra cosa bella è che l'arte del pizzaiolo, quindi il mestiere del pizzaiolo, diventa arte. All'atto pratico non so che cosa possa significare, ma in realtà dal punto di vista pubblicitario del marketing è sicuramente un qualcosa di grandioso. Anche perché il problema della pizza napoletana è che è un po' vittima di se stessa. Il pasto è troppo morbido, faccio lievitare in base a 8-10 ore con 2 grammi di lievito. Ciao Peppe, sto facendo l'impasto per domani, metodo combo. Ho i miei ospiti per l'experience di Airbnb. In più domani ci sarà anche un fotografo inviato da Airbnb a riprenderci mentre ci divertiamo con i nostri impasti. Allora, mi dicevi l'impasto molle 8-10 ore, in realtà dovrei sapere la percentuale di idratazione, che tipo di farina utilizzi, perché ovviamente possono essere tanti i motivi per cui l'impasto è molle. Quante volte lo fai riposare, fai le pieghe, ci sono tanti Edoardo, io forse ti conosco. Il panuzzo è interessante, perché in realtà il panuzzo lo faccio quando mi rimane dell'impasto. Io faccio queste esperienze del Airbnb, quindi invito queste persone a casa, insegno come fare la pizza, quindi l'impasto, come cuocere con il forno, quello casalingo, e poi mi rimangono degli impasti. Quegli impasti
li faccio andare tipo per un paio di giorni, quindi al limite proprio sto quasi per diventare lievito, e poi li faccio il pane e faccio tipo panuzzo, metà tra pane cafone e panuzzo, però ragazzi sono troppo buoni e si lasciano mangiare. Allora, questo è quasi pronto. Ok, ora raccogliamo quello vecchio qui che non serve purtroppo. Ma c'è qualcuno che ha fatto una domanda, ma mi sono perso la domanda perché non rimane. Ah, la Caputo. No, Peppe, figurati, tanto poi lo lascio online e te lo per rivedere. Allora, Loris, la Caputo, Caputo rosso, Caputo blu. Le ho provate, in realtà ho provato la Caputo blu ed è una farina buona, voglio dire, però per lievitazioni di un certo tipo, medio lunghe. Non userei mai la farina, la Caputo blu per fare, che ne so, 8 ore o 12 ore. E ci sta chi lo fa, chi usa pure la rossa. Grazie. E c'è pure chi mette chi utilizza la Caputo rossa, che è quella più forte, per fare impasti molto veloci. 65-100 grammi per cento di idratazione. 65%. 65 è un buon compromesso. Io proprio per il metodo combo utilizzo invece 67%, ma 65 va pure bene. Anche perché se va troppo oltre poi è difficile da stendere. Oh, ci siamo quasi ragazzi. Allora, vai bene. Sì, Peppe, tranquillo. Insomma, sto rifacendo le stesse cose della settimana scorsa per chi si fosse perso il video della settimana scorsa. Ripropongo quest'altra sessione di impasto e di staglio. Caputo, non lo so ragazzi, voi la Caputo la utilizzate, come vi trovate? Perché io qui la trovavo una volta, poi non la trovo più, o meglio, non la trovo più nei supermercati, dovrei andare in negozi che vendono cose specifiche, magari per pizzerie. Sinceramente, per quanto ne utilizzo, non vale la pena. Tanto ho trovato delle farine altrettanto buone, ma magari inglesi o irlandesi. Ok, allora prendiamo. Vedete che non è tanto molle, lo faccio un po' più duro perché tende, quando è così, a non avere quell'odore formaggioso e rimane invece più acido come odore, anche come sapore, se vi è mai venuto in mente di assaggiare lievito madre. Ok, questo lo facciamo riposare. No, non ho mai fatto mi chiedono, hai mai fatto pizza refrattaria sul barbecue? No, non l'ho mai fatta. So di persone che l'hanno fatta. È un buon metodo, soltanto che chiaramente viene cotta bene sotto, non di lato o sopra. Quindi, diciamo, non risolve il problema. Viene una pizza discreta, però non può essere pizza napoletana al 100%, proprio perché viene poco cotta su. Viene chiara e aspetto video, battilocchio, pizza, portafoglio, montanara, panuzzo, frittura italiana. Mamma mia, ma io mi hai fatto quasi venire fame. Mi sciacquo le mani così continuo con l'impasto. Quindi sì, conosco persone che utilizzano la refrattaria sul barbecue, però è, come dire, un trucco che non risolve il problema della pizza napoletana, però se si fa l'impasto buono, comunque è una pizza buona, eh. Alla fine dell'impasto, il segreto. Sono qua, sto prendendo i guanti. Allora, facciamo i guanti così facciamo il secondo tempo. Allora, è arrivato a sto punto che è importante, come dicevo prima,
non utilizzare tutta la mano per impastare, perché dopo il primo step di riposo, dopo aver fatto riposare la prima volta l'impasto, bisogna passare a fare le pieghe, quindi bisogna premere sull'impasto per creare dei buchetti che andremo poi a coprire con le pieghe, e questo serve a inglobare l'ossigeno e allo stesso tempo, facendo le pieghe, rinforziamo l'impasto. Allora adesso, con l'aiuto del polso, abbasso questo, vi faccio vedere come l'impasto. Spero non cada il cellulare. Ok, vedete, ecco qua, già si gestisce in maniera differente, vedete? Ok, vedete, premo, lo prendo e faccio la piega, premo, vedete i buchetti, prendo da qui, piego e copro, ok, buco e copro, e in questo modo comincio a rinforzarlo. Allora, dove ho comprato il Rockbox e quanto l'ho pagato? Il Rockbox l'ho comprato da Indiegogo, cioè attraverso Indiegogo, ma è in vendita al sito di Rockbox della Gozni, se non erro, la casa madre che li fa. E all'epoca l'ho pagato un po' meno di 500 euro, adesso costa più di 500 euro. Però ragazzi, occhio, perché il Rockbox, se vivete in Italia, tenete conto che è un prodotto inglese, per cui nell'incertezza sulla Brexit io farei attenzione a prendere un prodotto 100% made in UK, perché in effetti non sappiamo cosa poi succederà con la garanzia, con l'assistenza, perché sarà come comprare dagli Stati Uniti. E che fate? Insomma, ci sono troppi punti interrogativi ad alto livello per immaginare che si risolvano subito queste questioni legate ai consumatori, per cui vi consiglio vivamente di pensarci due volte, e se volete rivolgetevi al mercato italiano, che comunque ci sono delle alternative valide. Per esempio, io per esempio utilizzo Pizza Party, che è ottimo, ci sono dei Pizza Party pure economici, più piccoli, quindi per una pizza mi pare o due, però prodotto italiano, magari non sono esteticamente all'avanguardia come il Rockbox, che in effetti è bello da vedere come oggetto di design, ok? Mentre invece i forni, quelli tradizionali tipo Pizza Party, sono forni, invece forni, quindi sono belli in un contesto rustico, sono belli in un contesto anche casalingo, dove magari lo lascia, lo murate, quindi dipende. Ok ragazzi, direi che questa fase è giunta al termine. Ok, vedete, non sono contentissimo, non lo vedo ancora bello, bello liscio, ma questo è per un motivo: significa che lui deve riposare ancora, per cui provo a fare ancora qualche piega, e poi adesso sto usando i guanti, mi infastidiscono non poco. Ok, ok, va meglio, è più liscio. Ok, ok, riprendiamo la pizza con che prosciutto, cotto, salame e provola. Devo trovarla la provola però. Una volta la trovavo, la di Francia la faceva. Ok, 10 minuti. Ok, allora rialziamo questo.
Ok, chiacchieriamo. Ehm, ok, allora lui adesso riposerà per altri 10 minuti e saranno fondamentali perché si rilasserà ancora e sarà molto molto più bello, più liscio e poi gli daremo altre pieghe per renderlo ancora più forte. Dopodiché alla fine non sembrerà più un impasto con 67% di idratazione e sarà un bellissimo marshmallow. Marshmallow. Ragazzi, raccontatemi invece le vostre esperienze con la pizza. Voi la fate col metodo combo oppure utilizzate altre tecniche? C'è chi diceva prima che aveva il forno a legna, quello dell'Alfa Pizza. E raccontatemi invece voi che cosa fate, come fate le vostre pizze. Ah, Giuseppe Crisci. Guarda, Giuseppe, mannaggia, non ce l'ho più in giro. Anche io ho comprato il cannello perché voglio provarlo una volta. Mozzarella, ragazzi, mozzarella purtroppo qui non è che sia mozzarella da battaglia, diciamo l'equivalente della mozzarella dell'Idol, quindi mozzarella della Tesco, mozzarella del Super Value, sono discrete, equivalgono a una sorta di fior di latte nostro, oddio, un po' una bestemmia, però insomma il fior di latte meno saporito va, però per fare la pizza vanno più che bene, però quando è possibile magari, bravo, pizza party bollore, io è una bomba il pizza party bollore, io ho bollore o passione, c'ho quello da 4, quello proprio grande, sia gas che legna. Bellissimo ragazzi. C'è il video lì in cui ho fatto la pizza in 50 secondi. Pazzesco, pazzesco, ce l'ho lasciato andare un pochino. Poi ho chiuso lo sportello, l'ho fatto con lo sportello chiuso e la pizza un altro poco si alzava e se ne andava. Ho dovuto toglierla perché si stava bruciando in 50 secondi. Ovviamente, ecco, no, io non consiglio mai di esagerare, di farli in 50 secondi o 40 secondi perché poi dipende sempre perché se fate una pizza umida, quindi con parecchio pomodoro, rischia di rimanere cruda al centro e quindi poi alla fine vi mangiate l'impasto, non va bene. La pizza deve cuocere, c'è il suo tempo, quindi massimo 90 secondi, dipende da quanto vicino la cuocete al fuoco, quindi eh, però per curiosità l'ho tirata, no? Hai una Ferrari e che fai? Non vai a 300 all'ora? Allora, con la pietra calda. Allora, Marco, se la domanda è rivolta a me, con la pizza party, in realtà mi attengo al termometro del pizza party quando mi dà circa 420 gradi, 430 gradi, che in realtà ne sono di più perché il termometro stando all'esterno misura la parte a destra del forno, quindi in realtà la pietra è sufficientemente calda, penso sia intorno ai 350 gradi, 360, 380, più o meno quel range, non arrivo a 400, anche perché ho il biscotto saputo e quindi regge bene il calore, non la fa bruciare, perché un problema del Rockbox è per esempio che non avendo un biscotto, avendo una pietra refrattaria normale ed essendo la pizza vicinissima al fuoco, ragazzi, si brucia. Anche se vedete i video, io cerco di fare i miracoli per non bruciarla. Ehm, quindi in realtà è complicato. Infatti la pizza sotto, ok, la pizza proprio sotto viene bruciata, vedete proprio il cerchio attorno al cornicione che è bruciato perché sta troppo vicino al fuoco. Allora, questo impasto in realtà al 67% lo faccio per metodo combo, quindi lo cucinerò nel forno normale di casa perché domani ho degli ospiti ai quali insegnerò come fare la pizza e come cuocerla col metodo combo. Faccio questa cosa che si chiama Experience di Airbnb, quindi tutte le settimane ospito delle persone alle quali insegno i rudimenti della pizza, persone che non hanno mai preparato pizze prima, e entro 1 ora e mezza da zero escono fuori che sanno fare la pizza e mangiano la loro pizza.
E, è una cosa simpatica, alle persone sta piacendo, quindi fino ad ora non ho avuto nessun italiano, e tutti con zero esperienza, ma proprio di cucina, e tutti molto, molto contenti. Edoardo mi diceva Rockbox, quindi dicevo, l'ho comprato dal sito Indiegogo, adesso non lo vendono più lì, devi andare sul sito proprio di Rockbox, cerca rockbox.com, e credo che costi intorno, penso, ai 580-600 euro, non arriva a 600 euro. Però quello che dicevo, il consiglio che davo prima di comprare un prodotto che è inglese, diciamo in vista della Brexit, e visto che in base alle leggi europee ci sono 2 anni di garanzia, e con la Brexit l'Inghilterra esce dal mercato unico, fateci più di un pensiero, capire come questa cosa verrà gestita, magari sentitevi con quelli del Rockbox, per capire se vi assicurano la garanzia anche in vista dell'uscita dall'Unione Europea. È importante, ragazzi, perché se si rompe un pezzo, avete bisogno di assistenza, è un forno che non è che vi è costato 50 euro, è un forno che costa e che, insomma, se succede qualcosa vi devono assicurare l'assistenza. Per cui purtroppo la Brexit significa anche questo. Quindi occhio, se volete andate sul sito, lì ci sono tutte le informazioni, però chiarite con Rockbox se faranno assistenza anche in caso di Brexit. Mi sono perso l'ultima domanda, scusami, ma purtroppo l'app non mostra tutto. Allora, creo pizza 70% idro, cornicione da museo, te li ho inviati su Instagram se ricordi. Si mi inviano un sacco di pizze, forse mi ricordo. 70% idratazione, top, riesci a fare delle belle pizze. Allora, invece il Pizza Party l'ho comprato dal sito pizzaparty.com, ed è italiano, li fanno in Toscana, quindi 100% italiani, materiali ottimi. Devo dire la verità, ragazzi, sono contentissimo. Infatti, da quando ho il Pizza Party, cioè il Rockbox lo sto usando davvero pochissimo. E infatti sfido le intemperie pur di fare la pizza con la Pizza Party. Allora, la pizza la faccio domani pomeriggio, e la cucinerò nel forno normale, il forno quello casalingo, perché sto tenendo dei corsi alle persone, insegno come fare la pizza con il metodo combo a persone che non hanno mai cucinato prima, ok? Allora ragazzi, seconda fase di riposo è arrivata al culmine, al termine anzi. Vedete, incomincio a premere di nuovo per poi fare le pieghe. Mettiamolo più qua così vedete meglio. Speriamo una diretta per queste pizze almeno, ma ragazzi, il punto è che quando ospito queste persone mi devo dedicare a loro, anche perché sono anche ospiti paganti, e mi sembra giusto. Per cui è difficile fare delle dirette, anche per questo che sto facendo meno video per voi, perché poi tutte le settimane facendo queste esperienze, ospitando persone, diventa un po' più complicato. Però magari provo a fare. Il problema è che neanche io sto mangiando più tante pizze, perché poi facendole per gli altri, poi sinceramente un po' mi scoccio. Poi in genere mangio la pizza soltanto la domenica. Ok, vedete? Continuo a fare le pieghe. E infatti man mano che fate le pieghe, l'impasto diventa più duro, diciamo diventa più complicato fare le pieghe, perché in realtà gli stiamo dando forza. Vedete, io continuo a massaggiarlo, a premere. Vedete, faccio la piega, premo, filo dentro, ancora piega. A sto punto non è più importante premere e fare i buchetti.
la cosa più importante adesso è far sì che la massa sia omogenea e liscia. Lo chiudiamo, ecco qua. Ve lo ricordate com'era prima? Vedete com'è liscio? Solo qua una piccola sbavatura, vedete? Questo non deve succedere. Però è ok. Tanto poi facciamo lo staglio. L'importante è che con lo staglio non accada. Ok, dai. Facciamo l'ultimo riposino. 5 minuti a sto giro. E poi abbiamo finito. Ok. Apriamo qua, rialziamo qua. Ok. Quindi vi dicevo, pizza party top. Sinceramente, davvero come fare la pizza in pizzeria. Il Rockbox è carino, però si bruciano, ragazzi. Ma infatti io difficilmente vado a mangiare la pizza fuori, eh. Vabbè che non sto in Italia, sto in Irlanda, quindi sono poche, anche poche le pizzerie e pochissime quelle che sanno fare la pizza come dico io. Ehm, di quelle che ci sono, uno dei pizzaioli, diciamo, l'ho formato perché era una pizza promettente, però ho detto, mo, gli dico come la deve fare come piace a me. E quindi poi alla fine non è piaciuta solo a me, è piaciuta anche ad altri. E quindi adesso diciamo che è ufficialmente la mia ricetta, è la mia benedizione. Quindi quando posso vado da questo amico, che in realtà la vende alla, cioè, una bancarella, però sta aprendo la pizzeria. E poi vado in un'altra pizzeria che sta in centro, che è davvero molto buona. Ci sono dei pizzaioli che lavorano benissimo, nonostante abbiano dei problemi col forno purtroppo per loro, però sono geniali nel modo in cui hanno risolto il problema e quando posso vado lì, però sinceramente a quel punto la faccio a casa se voglio, quindi e poi una volta che c'ho il forno acceso e faccio il salto in bocca e magari faccio la focaccia e magari faccio altre cose, quindi non va mai a vuoto. Però ragazzi è una soddisfazione, c'è il forno lì, fai la pizza e ti vedi uscire la pizza come dici tu, la tua ricetta, i tuoi ingredienti. Allora, in Italia io ho provato la garofalo, ho dimenticato di mettere il timer, la garofalo, poi mm, ho provato, non mi ricordo più i nomi, spadoni, la spadoni pure non è affatto male. Poi c'è quella del Eurospin, a marchio Eurospin, che costa poco ed è molto buona, una farina molto forte. Poi c'è quella, la Loconte, e poi forse ne ho una, aspettate. Le farine, queste qua, magiche. Sì, la Loconte, cioè queste qua, vedete? Questa non ho avuto ancora il coraggio di aprirla. Questa è farina nera. La Loconte pure fa delle farine discrete. E poi ovviamente se trovi la Caputo, per amor di Dio, prova la Caputo e voglio dire, anche perché nel momento in cui trovi un equilibrio con le farine non vale la pena cambiare, cioè se trovi l'equilibrio giusto di sapore, di consistenza, alla fine la ricetta la puoi replicare meglio. Se invece cambi la farina, sai certo che magari il modo in cui l'acqua viene assorbita è diverso e quindi poi magari ti trovi con un impasto più molle oppure con un impasto più duro e quindi dici ma dov'è che ho sbagliato? In realtà non è che hai sbagliato tu, è la farina che assorbe in maniera diversa. Per cui quello che ti consiglio è trovare una farina, concentrarti su quella ed equilibrare tutti gli ingredienti e proprio il modo in cui la lavori basandoti su quella farina lì. Se hai la possibilità di trovare la Caputo, prendi la Caputo, altrimenti la Garofalo pure va bene, altrimenti come dicevo, la Loconte oppure l'altra che ho nominato prima, insomma, questo gruppetto qua di farine. Poi in generale eh, sul web trovate forum
dove comunque ci sono tanti consigli e magari fanno tutte le comparazioni e sono un poco più scientifici del mio consiglio. Allora, mancano 2 minuti e ci prepariamo allo staglio. Purtroppo non l'ho mai provata, so che forse è pure biologica, no? A quante ore faccio lievitare l'impasto? Ragazzi, 24 ore. In questo caso, nel caso diciamo, dell'impasto per il metodo combo, almeno 24 ore. Cioè almeno no, 24 ore. Poi quando faccio la pizza invece utilizzando il forno a legna o forno a gas, utilizzo invece, faccio pure più di 24 ore, 48 ore, 72, però faccio parte fuori dal frigo e parte in frigo. Preparo per lo staglio. Ok. E ne ho sentito parlare, ma infatti a me piace molto lavorare con la farina integrale, ragazzi, dà belle soddisfazioni. Certo, se usate quella con la crusca, tipo quella che utilizzo io per fare il lievito madre, diventa un pochettino difficile da stendere perché il prezzo è un po' altino. Però dipende, come vi voglio dire, se tu fai la pizza una volta a settimana, sì, 72 ore, quante rotazioni mi consigli, quanti grammi lievito fresco? Perché poi in realtà, ragazzi, se fate la pizza una volta a settimana, la dovete mangiare, mangiatevela bene. Che costi un poco di più la farina, è ok, però se rende bene ed è molto digeribile, ed è una farina proprio saporita, ma che vi importa? Alla fine costa 50 centesimi in più, ma sì. Se fate pizza tutti i giorni, allora è diverso, però. Infatti lo dico sempre, pure ai miei ospiti, visto che comunque state lì e il giorno prima mi mettete a preparare la pizza, cioè concentratevi pure sugli ingredienti, magari non ne comprate tanti, ne comprate pochi, ma li prendete buoni, biologici, di qualità, perché almeno così la fatica che avete fatto serve a qualcosa. Ah, proprio i sacchi, vabbè, meno male. Lievitazione 72, 72 quanto? Allora, in realtà quando fate delle lievitazioni lunghe, avere un'idratazione alta può essere difficoltoso poi per quando la stendete, a meno che non usiate il frigo. Quindi dipende da questo. In generale io faccio una furbata, cioè allora ragazzi, scusate che devo pesarlo bene. Quello che faccio in pratica è utilizzare la ricetta normale, quindi faccio l'impasto per 24 ore e poi prima delle 24 ore poi l'impasto lo metto in frigo e quindi lì lo faccio durare un po', almeno altri 24 ore. Altrimenti, se volete farlo proprio 72-72, proprio il lievito è nulla, che sarà fammi fare il conto, 48 su 3 su 20, 0, forse uno 0,20 grammi di lievito, così a occhio. Però vi consiglio di utilizzare le applicazioni tipo Ositi Calcola Pizza o Pizza Calc che vi danno la quantità con precisione. Allora ragazzi, quando fate lo staglio, mi raccomando, prendetelo sempre dal lato, quindi stagliate intorno fino ad arrivare poi al cuore dell'impasto, ok? Allora, sto facendo dei panetti da 220 grammi l'uno. Ok, 120. Ci sta chi lo staglio lo fa a mano. Sinceramente non ci ho mai provato a stagliarlo a mano, perché ci vuole una bella manualità e una bella tecnica. E perché vorrei provare la differenza tra lo staglio a mano e quello fatto invece con la spatola per capire se c'è. Loris, il problema è sempre quello. Io vivo in Irlanda. In Irlanda non è che arrivano tutti i prodotti che stanno lì in Italia. Qui se vuoi
farina all'ingrosso o compri la Caputo rossa che costa parecchio qui in Irlanda, costa tanto. Ah, ok, stai rispondendo a Marco. Certo, l'impasto cresce sempre, anche in frigo, smette di crescere quando lo metti nel freezer. E per questo che in realtà se tu vuoi fare la lievitazione direttamente in frigo, devi mettere molto più lievito. Quindi mi pare, adesso a memoria, mi pare che tu debba mettere 1 grammo, no, 2 grammi per litro, però magari vi sto dicendo una sciocchezza ragazzi, ma a memoria non me lo ricordo, perché in genere non lo faccio nel frigo. Però cresce, ovvio, però in realtà tu lo rallenti. Quindi se vuoi fare come faccio io, fai il trucco che lo fai per 24 ore e poi in realtà te lo mangi il giorno successivo, va bene, può reggere ancora, i lieviti non è che fanno in tempo a mangiarsi tutto il glutine. Quindi ok, ok, 207 grammi, 220 e questo è venuto più grande, 245. Mettiamo un poco qua e un poco qua, fa niente. Ok ragazzi, abbiamo i nostri 8 panetti, però a sto giro mi levo i guanti, così vi faccio vedere bene come fare le palline. Allora, mi raccomando, dovete utilizzare soltanto i polpastrelli, non tutta la mano, altrimenti si attacca e lo riscaldate subito, ok? E quindi poi diventa impossibile da lavorare. Allora, prendete come avete fatto prima con l'impasto e fate la piega. Questo è importante, questo è il segreto di Michele a Forcella. Loro in pratica danno le pieghe a partire dalla, cioè a partire, danno le pieghe perfino alle palline. Ok. E poi quando voi fate le pieghe, in realtà state dando forza e in più state aggiungendo altro ossigeno. Fatto, vedete? Ok. Vedete? È fatto pure questo. Poi vedete come impasto da 67% di idratazione, non è per niente attaccaticcio, vedete? Cioè, alla fine il fatto di averlo fatto riposare 3 volte, usando lo straccio umido e lavorandolo in quel modo, non sembra assolutamente un impasto da 67% di idratazione. Ed il bello è che assomiglia a un impasto tipo da 63% di idratazione, che questo tipo di lavorazione tende a far sì che l'impasto finale sia molto omogeneo. Ancora palline. Vedete? Ho quasi finito ragazzi, 9 di voi live. Ho cominciato questa diretta su Instagram e poi l'ho proseguita su YouTube a tradimento. Ok, vedete? E l'ho detto, in realtà non ho mai fatto lo staglio a strappo. Devo provarlo e capire quali sono i vantaggi dello staglio a strappo. L'arte del pizzaiuolo, patrimonio dell'UNESCO. Quindi ragazzi, in realtà pure voi fate parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO se fate la pizza napoletana a casa, eh? Non mica soltanto i pizzaiuoli che stanno in pizzeria. Chiunque
abbia nelle sue mani l'arte della pizza. Quindi consideratevi patrimonio dell'UNESCO. Ed eccolo qua, l'ultimo. Abbiamo finito. Faccio vedere i panetti nella cassetta. Come no? Sì, ma prima che diventasse famoso, prima di dover aspettare ore e ore e ore. No, mi è sempre piaciuta. Poi sono andato a mangiare da Sorbillo a Milano, lì mi è piaciuta di meno. La pizza purtroppo non era, secondo me, lievitata bene. Avevano avuto problemi con il lievito madre, perché usano lievito madre, infatti si chiama lievito madre, proprio il nome della pizzeria, e l'impasto lo facevano a mano. Adesso non so se continuano a farlo a mano o se si aiutano con l'impastatrice. Ok, ok, questi sono i nostri impasti che abbiamo fatto insieme. Ok, questo lo mettiamo qua. Quest'altro gli diamo un altro giro, altra corsa. Ok, adesso è più bello. Ok, se vedete gli altri. Adesso lo copriamo e lo lasciamo riposare. Mettiamo qua e lo lascio in un luogo a temperatura mite ma non caldo, perché sennò, a parte che qua più di 21 gradi non ci sono, perché fa troppo freddo. Ci sono, sì, pizzerie, lo dicevo prima, ci sono almeno un paio di pizzerie. Una, il cui pizzaiolo, mio amico, che è proprietario, diciamo, abbiamo avuto un po' di sessioni insieme di pizza, quindi ho fatto vedere un po' di trucchi e utilizza la ricetta che gli ho dato. Adesso sta aprendo una pizzeria proprio in un posto a sud di Dublino. E poi c'è un altro invece in centro che pure fa una pizza molto buona. Lui è irlandese, ma il papà è di Caserta. E penso che attualmente sia la pizza più buona e più famosa a Dublino. Tipo che se vuoi andare nel weekend devi prenotare 2 settimane d'anticipo. 2 settimane d'anticipo. Quindi stanno andando bene. Quindi ci stanno, ma sinceramente se posso me la faccio io e se poi mi trovo ad andare in giro con gli amici, ovviamente poi se abbiamo voglia di pizza ci facciamo la pizza lì. No, non sono mai stato 110 e lode, manco da un po'. Non conosco. Vabbè ragazzi, allora vi saluto. Siamo arrivati a quasi un'ora e 20 di diretta come la settimana scorsa. Diciamo che sto cercando di recuperare in questo modo, faccio almeno qualche diretta, così se avete delle domande da pormi lo potete fare in diretta, vi rispondo subito, non dovete aspettare e poi niente, possiamo interagire meglio. Ok, farò un po' di foto farò un po' di foto alle pizze, quelle di domani, così ve le faccio vedere sul mio Instagram. Per cui ragazzi, vi chiedo la prossima diretta. Ragazzi, spero la settimana prossima, sempre a quest'ora, con il prossimo impasto. Quindi se avete delle domande ci possiamo vedere settimana prossima. E vi farò vedere sempre l'impasto. Magari proviamo a fare qualcosa di diverso, se mi viene in mente qualcosa di diverso. E niente. Vi dicevo quindi, farò un po' di scatti, li caricherò su Facebook, Impasto in Fuga, o su Instagram Gigio Pizza. E se volete mettetemi un like, lasciatemi un commento, non di questi live, ma proprio un commento al video quando sarà pronto. E niente, se siete iscritti al mio canale, bene, se non siete iscritti iscrivetevi. Tutorial con il cannello. Guarda, mi stai quasi quasi spingendo a fare la pizza col cannello. Va, se domani mi rimane un impasto alla fine dell'esperienza, magari provo a farlo col cannello e vediamo come viene. Se viene bene, poi faccio proprio un tutorial, dai. Allora ragazzi, vi saluto e alla prossima, ok? Ciao e buona serata.